Un allevatore di 50 anni sta vivendo un vero incubo a Sassai. Quella che sembrava l'occasione della vita si è trasformata in una trappola che ha scosso l'intera Barbagia di Seulo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Ma prima di scoprire come un sogno agricolo sia diventato un incubo legale, ti chiedo gentilmente di sostenere il canale con un like e iscriviti per non perdere le informazioni che porto giornalmente. Mirko Pes era rientrato in Sardegna per investire nella sua terra. Aveva 120 pecore e 50 ettari di terreno a Sassai. Tutto cambia nel 2024, quando un socio misterioso gli propone un affare legato ad impianti eolici. L'uomo prometteva di acquistare i terreni per lui e garantirgli lavoro nella stalla. Ma come ha fatto Mirko a ritrovarsi improvvisamente senza un euro e fuori dalla sua stessa azienda? Dopo aver fondato la società su Lioni, l'allevatore scopre che a suo nome erano stati acquistati terreni a sua insaputa. In breve tempo gli viene negato l'accesso ai conti e persino alla stalla per curare i suoi animali. Immagina di tornare a casa e non poter più dar da mangiare alle tue pecore, sentirti dire dai tuoi compaesani che qualcosa non va, senza sapere cosa stia succedendo. È il crollo di un sogno. La tensione è esplosa quando un camion è arrivato a Sassai per portare via il gregge. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Oggi Mirko è senza soldi e con una battaglia legale appena iniziata. Ma il territorio non l'ha lasciato solo. Tra Sassai e la Barbagia sono stati raccolti 8.000 euro per le sue spese legali. Il sindaco di Sassai conferma che il comune sta vigilando sul benessere degli animali, ma la parola ora passa al tribunale. Cosa dice questa storia della fragilità del nostro sistema agricolo davanti ai grandi interessi energetici? Mentre giustizia fa il suo corso, Mirko può contare solo sulla solidarietà della Barbagia. E tu cosa ne pensi? L'eccessiva ingenuità può giustificare un simile reagiro? O le istituzioni dovrebbero proteggere meglio chi rientra nell'isola? Dimmi il tuo pensiero, lascia un like e iscriviti per far crescere la nostra comunità. Grazie di cuore per aver seguito l'Isola in Forma. Un caro saluto e alla prossima notizia.